chiamare, stiamo fottendo da quanto tempo non si sa, sospenderemo una settimana per fare Natale, ma riprendiamo subito come festività, siamo fatto presepe e stavamo a chiamare, si studiata patente che stavamo a chiamare, anche sta patente che da piglia fa, tanto notte e giorno, l'estate e l'inverno, girai, la signorina ormai, come insegnante era un tormento, ma pronta per l'accoppiamento. Speriamo che abbiano trombato almeno loro due, ma non credo sia accaduto, se non nella mia mente. Invece cosa farebbe Vasco? Vasco per la sigla di Heidi non è facile perché non lo vedo tanto come un camminatore, come uno che ama la montagna, però è un bravo autore, per cui penso ce la potrebbe fare con un pezzo di questo tipo. Vasco per Heidi. Heidi, guarda quanta neve, così sottile, così farinosa, cosa dici? Ti ricorda qualcosa? Heidi, che storia la vita, almeno te, Heidi, speravo fossi pulita, ora capisco com'è che riuscite a fare tutte queste salite. Forza che poi le capre ti parlano, gli stambecchi ti cercano, i nonni si incassano. Io non vorrei dare l'impressione di parlare male di Vasco, per carità, cioè ci sono le malelingue che dicono che Vasco lavora, si droga per lavorare. Non si trova più la tua capretta, l'hanno macellata. Sta piangendo la tua amica Clara, sta paralizzata, ma oramai sei diventata donna, troverai l'amore. Porta il nonno a visitare Napoli prima che muore, e se porti la tua amica Clara, grazie a San Gennaro lei camminerà. Mi dispiace ma per la capretta non ci sta niente a fare. Siete ancora tutti qua, grazie a voi che siete stati un pubblico gentile e composto, grazie alla Proloco che mi ha invitato, grazie anche alla società operaia, grazie ragazzi che mi hanno invitato, grazie a quello che ha costruito il palco, al nostro fonico che ha fatto sì che tutto questo si sentisse, grazie per essere venuti, buona serata, grazie.